Siamo a Crosale di Pressana, crocevia tra le province di Padova, di Verona, siamo in provincia di Verona e Vicenza. Siamo praticamente in territorio decisamente agricolo, fatto di piccole e medie aziende. Incontriamo oggi la famiglia Favazza, una famiglia che ha iniziato a occuparsi di funghi e da molti anni oramai si dedica a questa attività, a questa coltivazione. Lo ha fatto in modo pionieristico, possiamo dire, perché è stata la prima nel territorio a intraprendere questo tipo di coltivazione. Tra le specie coltivate c'è il classico prataiolo o champignon, il nome scientifico è Agaricus bisporus, è quello più diffuso e conosciuto, quello che anche ha un maggiore impiego in cucina. Si coltiva praticamente 12 mesi all'anno e si presta sia al consumo fresco che al consumo come pietanza cotta. Altro fungo particolarmente apprezzato per il sapore e la consistenza è il Pleurotus ostreatus, che noi chiamiamo sbrisa. Le sbrise una volta erano proprio i funghi della stagione autunno-invernale che si trovavano sulle vecchie ceppaie di pioppo, di salice oppure sulla sommità delle piante tenute a ceduo. Questa era più o meno la stagione, esclusi i periodi più freddi dell'anno si potevano trovare. Ahimè oramai queste piante qua in campagna non si trovano più e di conseguenza non ci sono più neanche i funghi. Un altro fungo che la famiglia Favazza sta cercando di introdurre, non è comunque una novità, è il pioppino, che cresce nelle stagioni fresche dalla primavera all'autunno ed è il più apprezzato forse tra i funghi della nostra campagna. I funghi sono da sempre considerati e apprezzati per le qualità, sia quelle organolettiche che alimentari. Il consumo alimentare di funghi è diffuso da sempre un po' in tutti i popoli e i funghi consentono di apportare alla dieta sostanze vitaminiche non comunemente reperibili in altri alimenti. I funghi coltivati contengono per la maggior parte acqua, circa il 90%, però sono poverissimi in grassi, di carboidrati hanno circa il 2-3%, 2-3% di proteine, sono un'ottima fonte di fibre e di vitamine, soprattutto la vitamina C e vitamine del gruppo B, B2, B5, B9, quindi importantissime per le diete di atleti ma anche di gestanti. Ecco, con un apporto calorico che va di circa 20 kcal per ogni 100 grammi. Quindi un ottimo alimento sia per chi sceglie di mangiare leggero o per voglia o per costrizione, però comunque saporito. Ecco, anche il contenuto di sodio per esempio lo rende un alimento adatto per chi è costretto a diete iposodiche, insomma, ecco, con soli 8 mg per 100 grammi di funghi. L'azienda Favazza svolge tutto il ciclo completo della coltivazione del fungo, quindi non si occupa solo di coltivare, dalla produzione del compost cosiddetto o del substrato fino alla produzione finale del fungo confezionato, che poi viene distribuito attraverso vendite nostre della Fungamico e quindi la grande distribuzione organizzata, tra cui la Metro, Lidl e Lunga, che chiedono quindi una continuità di fornitura per tutto l'anno. La sbrisa, cioè il Pleurotus, tradizionalmente anche nelle nostre campagne lo si trovava dall'autunno, in certi momenti dell'inverno quando il clima si faceva un po' più mite e fino all'inverno. Voi da quando lo coltivate a quando? Lasciamo parlare di 3 mesi quindi più caldi. E poi però il prataiolo che deve essere disponibile sul mercato 12 mesi all'anno quasi. Sì, ma stiamo facendo lo stesso i 2 mesi più caldi. Però c'è anche un discorso sempre che riguarda la qualità di certificazione, quindi a garanzia del consumatore. Esattamente, siamo certificati Global Gap e all'interno dell'azienda adottiamo tutti i sistemi affinché e le procedure per ottenere dei prodotti di qualità e i controlli che devono essere effettuati durante tutte le fasi del procedimento di coltivazione. L'azienda è a completa conduzione familiare, il che dà garanzia di continuità nei momenti di crisi e quindi l'azienda riesce in qualche modo a sopportare anche questi momenti di difficoltà proprio perché deve fare i conti con se stessa e con ricorso a lavoratori stagionali che è limitato. Sta utilizzando del personale 1, 2, 3 giorni per settimana perché i funghi crescono come i funghi, pertanto in 1 o 2 giorni devono essere raccolti. L'utilizzo di macchinari per la raccolta meccanizzata però viene relegata solo in particolari momenti della stagione. La meccanizzazione c'è già, solamente che viene utilizzata quando
il prezzo del fungo oppure la richiesta per quel tipo di fungo che può pagare la manodopera, non c'è la possibilità di farlo. Non ha più margine, allora utilizziamo le macchine e difatti è un problema della fungicoltura nostra. Nella fungicoltura è che ci sono, diciamo, poche giornate e molto intense di quei giorni di raccolta. Ma come si presentano i prodotti che vanno sulla grande distribuzione? Qua abbiamo i vari formati che noi sviluppiamo e facciamo all'interno dell'azienda. Dei prodotti finiti ci ricavano appunto dei vari vassoi, tra cui i vassoi del protaiolo, i vassoi del pleurotus, il vassoio del pioppino e poi la cassa di legno. Scopriamo ora come avviene la coltivazione del fungo, ma in questa fase, in quest'area qua si va più che altro a preparare il substrato che verrà poi inoculato col micelio. All'interno di questi spazi vengono fatti le miscelazioni con la paglia e il letame equino che noi utilizziamo. Successivamente tutti questi materiali andranno caricati su dei tunnel che abbiamo in questa zona che servono per fare appunto la fermentazione e la successiva pasteurizzazione del composto. Siamo all'interno delle stanze di produzione dello champignon. Qua è finita o quasi la prima raccolta. Rimane questo piano di coltura da raccogliere. Adesso con oggi abbiamo terminato la prima raccolta di funghi all'interno di questa stanza e poi verrà fatta appunto la pulitura dei letti e entro i prossimi 4 giorni si avrà la prossima produzione. E poi avverrà una terza raccolta. Poi all'incirca una settimana si raccoglierà nuovamente tutto il prodotto e si andrà sempre a fare un'ulteriore pulitura dei letti. Ecco, vediamo che effettivamente si tratta di ripiani in metallo su cui è stato posato, è stato messo il substrato inoculato e ricoperto di quest'altro substrato, di questo terriccio che è a base di torba. Il fungo cresce appunto tra il substrato e la torba che viene posta sopra. Siamo in una delle 18 serre di produzione del pleurotus. Noi possiamo vedere delle strutture che sostengono praticamente le balle che sono state inoculate con il micelio di Pleurotus ostreatus. Questi sacchi vengono deposti all'interno di alcune serre per questa fase di incubazione che dura all'incirca 15 giorni affinché il micelio aggredisca il composto e si sviluppi in tutta la superficie della balla. Dopodiché dai fori che sono applicati in queste balle di compost esce il corpo fruttifero. Da lì all'incirca dopo 5-6 giorni iniziano a nascere i primi funghi, come possiamo notare. Questi sono praticamente i funghi a cappello, i Basidium miceti, cioè i corpi fruttiferi di un fungo che in realtà ha precedentemente invaso tutto il substrato, che è costituito da una paglia che è stata compostata, trattata, inoculata con semi di miglio pastorizzata. Poi è stata incubata con del seme del miglio. Seme di miglio perché è facile da distribuire, che però contiene le spore di questo fungo, corretto? Ecco, le spore di questo fungo sono germinate, hanno dato origine al micelio che poi si è diffuso ed è tutta questa parte bianca, ha invaso il substrato e una volta che ha raggiunto la sua maturità praticamente esce a ricerca di diffondere nell'ambiente le spore per una nuova infezione. E così produce quello che a noi interessa, praticamente il corpo fruttifero, che è costituito da un gambo e da un cappello. Per avere la produzione appunto vengono sottoposte in queste serre di coltivazione affinché ci sia un ricircolo di aria e si crei il clima adatto per avere una produzione in tutte le superfici della balla compostata. Alla fine però per avere un ottimo prodotto è sempre importante curarlo sin dall'inizio, quindi la cura, l'attenzione nella produzione di un substrato idoneo, ottimale, è sempre una fase preliminare imprescindibile. E anche per il mantenimento di un ambiente sano e quindi l'ottenimento di un prodotto sano. Ci vuole molta attenzione da inizio fino a fine e molta esperienza che non venga inquinato il prodotto. Abbiamo fatto conoscenza con il signor Cavazza, è stata una bella sorpresa per chi non conosce ed è un piacere poter testimoniare questa realtà che ha
va ad arricchire questo territorio che non sembra all'apparenza così ricco. In queste giornate poi rigide d'inverno, che ci sia la gente in attività quando molti magari sono a riposo, insomma è una cosa un po' da far conoscere. Va bene, ringraziamo molto. Ringraziamo voi per la visita presso la nostra azienda. Ecco, arrivederci. Arrivederci a tutti.